La comunità di San Quirico di Assereto si appresta a celebrare la festa di Santi Quirico e Giulitta. Perché in questa data? Certamente l'abbiamo già festeggiata liturgicamente, il 16 di giugno è la sua festa, però già da tanto tempo, almeno dalle memorie della parrocchia, avendo così letto qualcosa, si fa l'ultima domenica di luglio. Per questo motivo, perché come l'ultima domenica di gennaio si faceva Sant'Agnese con una grande festa, confessori da Montallegro, come dice, dai vicini, parrocchie vicine, eccetera, gli uomini partivano per la Francia per la pesca, ritornavano a luglio. Ecco, quindi per quell'attesa del ritorno di papà, dei giovani che erano alla pesca in Francia, si faceva la festa patronale, quindi l'ha rimandata lì, quindi è una festa anche, oltre che religiosa, certamente religiosa, ma anche di famiglia, quindi è una festa molto tenera, al limite commovente. Come festeggerete quest'anno i Santi Quirico e Giulitta? Ma nella tradizione niente di particolare, ne hanno fatto una che non è tanto festa al parroco, che compieva 80 anni, hanno già fatto una festa anche esageratamente grande. Comunque faremo una bella festa perché abbiamo una bella cantoria e attorno alla cantoria si costruisce tanto e tante belle cose. Anche se è una comunità piccola, però conserva questo spirito di familiarità anche nei confronti del parroco. Quello indubbiamente, anche esageratamente. Nelle comunità piccole certo c'è l'ambiente piccolo, ecco, come si usa dire anche così come tradizione, il concetto di famiglia piccola dove non ci sono tante esperienze, però si vanno a far fuori, alla sera si ritorna e si portano le esperienze da fare una piccola ma grande famiglia con le esperienze fatte fuori.